Buon pomeriggio dallo stadio Salvatore Zecchina alla Maddalena, dove sta per avere inizio la sfida tra Ilva Maddalena e COS, valida per la quarta giornata di andata del campionato di Serie D Girone G. Il 10 Flavio Francia e Matteo Florigian, uno dei due calcerà il pallone, e Francia che lo fa scorrere in aria, dove Lobrano cerca una girata di testa che però non impensierisce il portiere e capitano Maurizio Floris, che controlla pressing alto molto aggressivo del COS. Ancora Di Pietro, lancio lungo in direzione di Francia, cerca di inserirsi ma molto bene Morlando riesce a respingere di testa. Ancora Francia sul pallone, si accentra, fa partire un gran tiro, rete! Una meravigliosa rete di Flavio Francia, gol meraviglioso di Flavio Francia al minuto 12, davvero straordinaria questa prodezza. Tutti in piedi allo stadio Zecchina per un gol fantastico di Flavio Francia. Il suo primo gol in maglia biancoceleste, giocatore giunto con attenzione a questa iniziativa. Lobrano serve, c'è una rete ma la bandierina alzata, Aloia riesce poi alla fine a recuperare palla e a servirla molto pericolosamente a centro area, e alla fine c'è un tiro, una conclusione praticamente da terra, che però è vana perché era stato già segnalato una posizione di offside. Reazione che aveva tardato ad arrivare in primi minuti. Attenzione per ora all'Ilva Maddalena che, se si siede questa ragazza, ci fa un gran favore. Pallone a centro area e c'è stata un'azione occultata dal passaggio di tre giovani ragazze col lungo lancio di Kiwobo in direzione di Blažević, ma nulla. Blažević controlla questo pallone, guadagna terreno e si porta in posizione di cross. Pallone che spiova in aria, molto interessante, ma è una grande opportunità per Tapparello, che aveva la porta davanti a sé e la possibilità di colpire di testa. Il pallone era in vero un po' lento, quindi il pallone controllato a centrocampo da De Sena. Molto buono il suo impatto con la gara. Avanza Blažević che attenzione, si libera. Era una grande opportunità, c'è stato un pasticcio difensivo fra Severgnini e Cabiddu, che sulla sfera la serve per Severgnini passa alla metà campo e prova adesso su De Montis che fa partire una bella rasoiata che viene toccata da De Sena e poi respinta in angolo da Latisi. Bello questo pallone per Lamin Touré, e il nuovo entrato trova subito modo di farsi apprezzare in fase conclusiva, e sul pallone ci sono come sempre Francia e Florigian che parte col suo piede. Attenzione, pallone molto pericoloso e poi gran tiro di De Sena, doppia opportunità per il Maddalena. Ecco Alvarez che cerca l'1 contro 1, pallone in mezzo, limite dell'area, e ci prova ancora Alvarez, pallone alto sulla traversa del tiro. Attenzione, grande opportunità per il Maddalena, e no, grave errore di Alvarez. Attenzione a questo lancio in direzione di Lamin Touré al limite dell'area, ma Derbali lo anticipa, pallone che rimane in area, ancora un'imprecisione, Ilva che poco lucida nell'area avversaria, pallone che spioverà ancora la stessa bandierina. Attenzione, e c'è una bellissima, attenzione ad Alvarez che ingaggia questo duello col numero 7, c'è un uomo solo al centro, grande palla per De Sena, solo in area De Sena, segna De Sena, rete di De Sena, l'Ilva la mette in ghiaccio col gol di De Sena al minuto 91, ha segnato Simone De Sena su splendido assist di Valentín Álvarez, ed è grande festa in campo, in tribuna. E adesso c'è questo calcio di punizione, attenzione, pallone in mezzo, viene deviato e ci arriva il triplice fischio allo stadio Zecchina di La Maddalena. Ilva Maddalena 2, COS 0, le reti di Francia al 12° del primo tempo, il raddoppio al 46° da parte di De Sena.